soy hermanos, a esa mirada y sol, sí que vull sos afanos, s'amore meu e su coro, lu che soy hermano. Oggi sono proprio contenta, dopo una notte caldissima sono riuscita a trovare un po' di fresco proprio qui a Neoneli e non solo, rimanete con noi, oggi ricette speciali da questo centro speciale del Barigado, vi aspetto. Come promesso, oggi Piatti di Sardegna è arrivato proprio a Neoneli e noi siamo particolarmente felici, soprattutto di scambiare due parole con la nostra Valentina Deiana, che è una delle responsabili del ristorante Sangelo di Neoneli. Qui di fronte a noi abbiamo la possibilità di ammirare qualche prodotto proprio qui a Neoneli ed insieme a Valentina adesso ve li facciamo gustare almeno con gli occhi, vero? Valentina, qua abbiamo i salumi. Sì, abbiamo i salumi, sono stati offerti da Tonino Deiana, abbiamo i prosciutti, la pancetta arrotolata, la coppa, del lardo, tutti i prodotti tipici neonelesi. Bene, qui di fronte a noi invece l'angolo dedicato ai formaggi, quindi caciocavallo e non solo. No, abbiamo anche del formaggio caprino, del pecorino, sempre prodotti da noi. Bene, non poteva mancare il pane Vresa e poi questo è l'angolino che sinceramente mi piace di più, quello dedicato ai dolci. I dolci invece ce li ha offerti Margherita Masala, abbiamo dei germini, dei marigososo, guelfi, pirichitos, ciambelle, anche se non sono solamente gli unici dolci che abbiamo a Neoneli. Certo, però noi abbiamo voluto qui colorare con questi dolci la nostra tavolata. Io voglio, Maurizio, chiederti di riprendere per noi questo dolce bellissimo da vedere e soprattutto molto buono da gustare. Come si chiama questo dolce? Lo abbiamo già detto? I germini. Bene. Sono fatti di mandorle che vengono caramellate insieme allo zucchero, poi vengono costruiti sopra un'ostia e poi ricamati e decorati con dei fili d'oro. Guarda, è talmente bello che mi dispiace quasi mangiarlo, ma farò questo sacrificio, Valentina. Caro Maurizio, mi trovo in compagnia di Marco Deiana, lui è un ristoratore, un cuoco, abbiamo già detto, del ristorante Sangelo di Neoneli. Insieme a lui scopriremo le ricette di oggi. Dico ricette perché essenzialmente sono due i piatti che presenteremo. Quali sono, Marco? Allora, i due piatti che presenteremo oggi sono la fregola stuvara e sagassola. Bene, questi sono dei piatti importanti della vostra tradizione gastronomica. Mi dicevi che si preparavano in occasioni importanti. Sì, sagassola e savregola sono dei piatti che venivano cucinati per le grandi cerimonie come matrimoni, feste paesane, grandi eventi. Bene, quindi un piatto saporito da gustare in compagnia. Bene, scopriamo quali sono gli ingredienti fondamentali di questi piatti. Allora, gli ingredienti per sagassola sono la carne di pecora, la cipolla, il concentrato pomodoro, la pilarda, il pomodoro secco, prezzemolo e lo strutto. Bene, invece per l'altro piatto? Per l'altro piatto la savregola che viene fatta a mano in un modo particolare, vabbè, il sugo fatto di carne di maiale principalmente o di cinghiale, secondo come la si vuol fare, e lo strutto sempre e il pecorino. Bene. Allora, noi siamo pronti per cucinare, sono proprio curiosa di sapere come si preparano questi piatti antichi e credo anche voi.
Quanto sono contenta oggi di conoscere un cuoco così giovane e ora io lo incornicio con il grembiule di Piatti di Sardegna. Marco, siamo pronti per scoprire insieme le fasi di preparazione del nostro piatto. Partiamo da Sagassola. Allora, Sagassola, la preparazione, viene messo in una pentola lo strutto con l'olio d'oliva, viene fatto sciogliere, poi gli si viene aggiunta la carne di pecora, viene fatta soffriggere ben bene fino a che perda tutta l'umidità. Dopo gli si aggiunge la cipolla, la si fa ben ingiallire, dorare. Dopodiché gli si mette il concentrato di pomodoro col prezzemolo, il sale quanto basta e il sabilarda. Dopo che ha raggiunto che sia ben rosolato, gli si viene aggiunta l'acqua per far sì che continui a cucinare per bene. In tutto la preparazione durerà sulle 2 ore circa. Sono contenta di poter scoprire insieme ai nostri telespettatori questo modo di cucinare la fregola qui a Neoneli. Abbiamo detto come si chiama innanzitutto? Fregola? Fregola e stuvara. Che sarebbe in italiano stufata. E com'è che si stufa? Allora, la fregola una volta condita viene ricoperta dal pecorino. Dopodiché sopra il pecorino gli si aggiunge sopra, gli si viene versato lo strutto portato ad alte temperature in modo che formi una crosta sopra la fregola. Bene, quindi una cosa gustosissima. Noi abbiamo qui la possibilità di assaggiarla, davvero una squisitezza. Dietro di me vedete sull'acqua il contenitore per pigiare l'uva. Non potevamo non parlare di vino per accompagnare appunto questi nostri piatti di oggi, perché qui a Neoneli c'è una grossa tradizione vitivinicola e buona parte del territorio è appunto piantato a vigna e quindi qui si produce un vino gustoso che noi vi invitiamo a degustare insieme a questi piatti di oggi. E comunque qui a Neoneli troverete tante cose che potranno accompagnarlo, cose buone. Abbiamo trovato un angolino di fresco per scambiare 2 parole con il sindaco di Neoneli, Salvatore Cau, e noi proprio a lui chiediamo qualche informazione in più su questo paese, su questo territorio e sugli appuntamenti gastronomici importanti di questo luogo. Allora, Neoneli è un paese di circa 800 abitanti inserito in un territorio, il Barigato, di un'estrema bellezza naturalistica. A pochi chilometri c'è un compendio boschivo, l'oasi faunistica di Assai, molto bella, meta ogni anno di numerosi visitatori in quanto ci sono diverse specie animali. Nidifica l'aquila reale, ci sono i daini, i cervi sardi, e un museo appunto della fauna locale. Quando gli amici possono venire a trovarvi? Allora, noi stiamo istituendo il mese della cultura che si articolerà da metà settembre a metà ottobre e all'interno di questa kermesse, diciamo, ci sarà un evento specifico dedicato alla gastronomia locale, che è la Sagra de Savreguli Stuvare de Sagassola. Non abbiamo ancora deciso la data esatta, comunque sarà un fine settimana tra metà settembre e metà ottobre. Un altro appuntamento gastronomico che merita rilevanza è la Sagra del Cinghiale,
organizzata dall'associazione autogestita dei cacciatori, che si svolge il 16 gennaio in concomitanza con la festa di Sant'Antonio. Ci sono delle strutture ricettive dove i turisti possono soggiornare? Sì, a Nioneli ci sono 2 strutture ricettive, una in località Sangelu e una in località Fontana Ilidone, tutte e 2 inserite in contesti ambientali naturalistici di pregevole bellezza. Bene, questi piatti che il nostro sindaco ha appena citato, oggi noi ve li abbiamo fatti assaporare con gli occhi, voi però venite qui a Nioneli dove potrete gustarli anche con il palato. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di oggi. Qui i piatti sono pronti per essere degustati. Io voglio ringraziare e salutare tutta l'amministrazione comunale di Nioneli. Il sindaco per un impegno ci ha lasciato, lo salutiamo, Salvatore Cau. Abbiamo qui accanto a noi il vice sindaco Irene Magari e ringraziamo soprattutto tutti gli amici del ristorante Sangelu di Nioneli, soprattutto la nostra Valentina e il nostro Marco che hanno cucinato per noi. Tutti gli amici di Nioneli vi mandano un saluto e io vi aspetto alla prossima puntata. Grazie a tutti, a presto! Ad abbattere